Belle ragazzi, tutti il comandone veneziano. Siamo alla seconda parte e direi di partire subito. E andiamo qua. Torniamo in gara. Però non stiamo andando molto bene. Okay, Daniel, recharge on. Okay, understood. Mamma mia che lotta è. Maximum pace. Alright. Siamo in difficoltà, Beppe. Ocon ci risupera. Ottimo sorpasso per l'Alpine. Vaffancuore. All'80%, siamo al giro 5. Sorpasso spettacolare della McLaren. Vediamo. Vediamo cos'è successo. Ecco qui, stiamo vedendo Lando Norris. Madonna, un esternazzo pauroso. Bravo. Però vogliamo i ritiri. L'Alpine è avanti ora. Se continua Ocon è pazzesco. È pazzesco qua. Se devo un attimo. No, qua mi risupera. Qua proviamo a aumentare un po'. L'Aston Martin è appena riuscita a guadagnare una posizione. Mi fa piacere. Tamocari. Qua possiamo andare di aggressivo. E potenza. E vediamo se riusciamo. Beh, siamo molto indietro, ragazzi. Cioè, veramente dopo Norris il vuoto. Dopo Norris il vuoto. Cioè, prima c'avevamo Mick Schumacher che era indietro. Accumulo. The recharge on is good. Okay, understood. Ok, andiamo di accumulo. Noi siamo sempre 14esimi. Qua la strategia con Norris è 17-23. 17, siamo al nono giro. E non riusciamo a recuperare da Mick. Mamma mia, disastro, Non mi aspettavo così male, vabbè. Conservate. Ok, conserviamo un po'. Neutro. Recharge off, recharge off. Devo recuperare un po' col carburante perché siamo in merda, Qua forse siamo un po' in recupero. Tomba. Mica tanto. Allora. Andiamo un po' veloci. Qua abbiamo doppietta Ferrari, per il momento sono troppo concentrato. Non riesco a godermi il resto perché è veramente dura, Ok, qua stiamo recuperando un po' il carburante. Qua stiamo su accumulo adesso. Dai che Norris ha perso la posizione, zio. Okay. Ho appena un attimo cambio. Ottimo sorpasso per l'Alpine. Incredibile, oh. Incredibile. Incredibile. Adesso se la riprende. Doing a good job so far. Però non riusciamo a distanziarli, cioè siamo sempre là. La McLaren sale e va avanti. Che bello. Ok, allora qua possiamo fare equilibrata. Stiamo su neutro.
Andiamo più aggressivi. Invece con Lando, beh, Let's see allora, what pace you can do. niente. Qua Okay, understood. non c'è verso qua. Ocon mi supera Just recharge off, continuamente. please. Just recharge off. Confirm. Andiamo a vedere i primi. Alpine avanti ora. Bella qua la lotta, però, Bella la lotta con Sainz in testa su Leclerc. Molto bene. Overtake available if needed. Confirmed. Vediamo un attimo, cerchiamo di spingere perché mi sono rotto i maroni. Eccolo qua. Dobbiamo guadagnare, cioè dobbiamo spingere un po' adesso, perché siamo al 12° giro, al 17esimo, diciamo dobbiamo fare la sosta al 20esimo circa. Andiamo un po' Sorpasso spettacolare della McLaren. in attacco un po' con tutti. Dai. Understood. Dai Lando, regalami un po' di godimento. L'unica roba che ho visto, vedendo qualche video di quelli che hanno avuto l'accesso anticipato, ancora più anticipato, che ho visto pochi colpi di scena nella prima gara, e non so se è un po' impostata la prima gara perché comunque devi un attimo ambientarti col gioco, può essere secondo me, perché ho visto già la bandiera russa su certi video, molto bella anche, fatta molto bene. 13° laps, devo un po' avanzare qua. Devo andare un po' in accumulo, se no non abbiamo più niente. Qua lo stesso, accumulo. Let's have recharge on then, please. Okay, confirm. Sto spingendo parecchio adesso, torniamo in aggressivo ed equilibrata. Appena se riesco ad avvicinarmi un po' prima, magari. Aggressivo, equilibrata, neutro. Ok. Così le gare mi durano 20 anni, cacchio. (46) e devo un po'... rischio qua. Neutro. Io sono uno che preferisce fare la prima parte un po' più tranquilla e dopo attaccare di più. Oh, vabbè, qua mi risupera, cioè è incredibile, appena mollo un attimo, però è pazzesco, Cioè, è pazzesco, ragazzi. Tanto qualcuno va già ai box. Cioè, la mia strategia con Norris è tra il 17esimo e 23. 38%. Adesso posso cominciare a dare tutto con Norris. Norris è 11esimo, ma ovviamente al massimo e potenza. Dai. Per Ricciardo invece è tra il 28esimo e il 34esimo, quindi adesso mi dedico un attimo a Norris. Dai Landone, adesso mi devi fare veramente dei giri a bomba. Chiaramente se c'è la safety car adesso sarebbe perfetta. Attacco dell'Aston Martin che guadagna una posizione. Mi fa piacere. Dai Landone, dai Landone. Il pilota è entrato nella finestra box. La finestra box indica i giri durante i quali effettuare la sosta pianificata. Questo Ok. significa che è quasi ora di chiamare la sosta prevista. Ok. Okay, well done. Alonso pitted as well. Boh, adesso capiremo. Tsunoda also pitted. Ricciardo su Vettel. Dai Ricciardo, fai qualcosa.
Tanti sono nei box comunque, adesso è chiaro che devo capire quanto perdo perché le gomme sono abbastanza andate, però pensavo peggio, dai. 33% non sono buone, ma secondo me ancora riusciamo a fare qualcosa, spero. Come faccio a vedere i tempi, la tabella dei tempi? Aspetta un attimo, scusate. No, ci siamo ancora, dai. Ci siamo ancora. Adesso devo veramente spingere la manetta. Okay, Lando, nice job. Bisogna dare tutto adesso, ragazzi. Qua accumuliamo con Ricciardo. Okay, buddy, recharge on. Understood. Più ritardo, più sono tranquillo con le hard. Ok, tutti hanno messo le hard ovviamente. Yeah. I was Le thinking gomme hanno what to do perso here. aderenza. Ok, tra poco andiamo, vecchio. Team mi dura ancora un po'. Copy that. Accumuliamo. Can we change tires? Siamo quinti, Ricciardo 11°. Adesso tra pochissimo andiamo. Siamo al giro 18, al 20° andiamo. Voglio andare al 20°, al 20° andiamo. Che bello, quinto. Durerà poco questa cosa, però. Attenzione, siamo in difficoltà adesso, però, Vediamo tutto adesso. Yeah, confirm. Opzioni box. Ok, parliamo di gomme. Durante le gare su asciutto, le auto dovrai scegliere tu quale miscola usare. Dopo aver scelto... Chiamare una sosta. La mettiamo. Ok. E basta. And we're box this lap. Dai, vai box Norris perché vedo che Yeah, siamo in confirm. difficoltà Confirm, adesso. yeah. E vediamo se è la scelta giusta, speriamo. Gommatura ancora bassa, questo non capisco il perché sinceramente. Dai una bella safety car adesso, no? Dai, dammi la safety adesso. Facciamo tirare un po' Ricciardo. Box, box, box. Lando for lane. Ok, Understood. mi raccomando Just adesso. remind you to use the pit limiter in the pit lane. Vediamo se guadagniamo, quanto abbiamo perso, quanto abbiamo guadagnato, sono proprio curioso. Guarda le gomme usurate. No, vabbè, ma che grafica ha sto gioco, ragazzi? Spaventoso. Spaventoso. L'unica roba che ho visto non si può salvare, vero? No, non si può salvare. Questa è un po' una stronzata. 11°. Dai, che siamo stati grandi. Bravissimi. Usciamo in piena bagarre, ma davanti. Il problema è che adesso devo un po' migliorare. Sì, devo fare qualche giro così. And save fuel from now, please. Save fuel from now. Yeah, confirm. Bravissimi ragazzi. È un po' veloci perché sennò qua non finimo più. Ci supera chiaramente, ma L'Alfa Romeo guadagna una posizione. ok. Siamo in piena bagarre. Sorpasso della McLaren. Siamo in piena bagarre, ragazzi. Ricciardo è sesto. You can use overtake there if you need it. Solo che
L'è lunga la gara, l'è lunga. Vediamo un attimo. Allora, Ricciardo 28-34. Ci siamo, 49%, ci siamo abbastanza. Invece Norris 42-48, ok. Ottimo. Bravo Norris, dai spingi Norris. Bravo Norris, bravo. 11esimi, dai. Adesso ci ambientiamo un po', ma sono sicuro che riusciamo a far bene. Con Ricciardo sto seguendo poco purtroppo perché è una strategia un po' pazza, sinceramente la vedo difficile che possa dare risultati, però noi ci proviamo insomma. Adesso abbassiamo un attimo qua, accumulo e standard. Che se no veramente non arriviamo troppo distrutti agli ultimi giri prima della sosta. Torniamo qua. Attenzione. Oh, c'era una bandiera gialla di un secondo, cazzo. C'è stato un bloccaggio in pista? Sainz. Un po'. Vediamo Sainz. Guardiamola meglio. Il punto qui è Sainz. Ha bloccato le ruote, ma poteva anche andare peggio. Madonna. Ok. Ricciardo è decimo adesso. Ok, dopo chiaramente lo faccio superare. Ok. Aggressivo, equilibrata, potenza. Ok. Accumulo. Non ne vogliamo i ritiri, vogliamo. Aspetta. Virtual safety car. Aspetta un attimo. Accumulo. Attenzione, ha allargato troppo. Cosa è successo? Cosa è successo? Vediamo, ecco George Russell. No! E qui va largo, di parecchio. Oh merda. Norris? Stai bene? Dimmi di sì. Ho danni? Siamo in virtual, Fioi. Siamo in virtual. Qua ho danni? Meno male che si è fermato all'ultimo, Fioi. Boh, adesso stiamo accumulando bene. No, che bello, ragazzi, che bello. Però solo vedere una cosa, Riccia, voglio capire come fare. Carburante, ERS, tempi, non ostacolare compagno. Swap positions, Sì, please. non adesso magari, che c'è penso che lo capisca. Understood. Ok, siamo incidenti, però nessun ritiro. Bello però che ho rischiato di morire, però. Incidente. In realtà è tutto a posto comunque. Infatti prepariamoci che tra poco andiamo a bomba. È buono, questo mi sto accumulando. Questo ci voleva. Quasi conclusa. Ok, Beppe. No, adesso però lasciamo un attimo così passo.
Mettiamo Norris, aggressivo, al massimo, potenza, e spingiamo un po'. No, stiamo su aggressivo però. Vai. Adesso dovrei passare subito. Virtual safety car ending. Recharge off, recharge off. Bravissimo, madonna, hai fatto troppo bene. Ciao. Aggressivo. Need to push. E Ok, potenza. understood. Vai. Perfetto. Siamo in zona punti, però stiamo calmi. Yep, understood. Sarà dura. Rallenta le auto dietro, sì, le rallenta. Batteria prosciugata. Perfetto. Vai. Un po' veloci. Che bella la Virtual Safety Car, però non è stato il ritiro, peccato. Io voglio vedere Rit. Ok, siamo nella finestra adesso. Okay, recharge on is good. Focus on Ok, recharge. facciamo gli ultimi giri a bomba. Maximum pace, maximum pace. Understood. Vai. Facciamo gli ultimi giri a bomba adesso. DRS enabled. DRS. Ah, ok, vabbè. Sembra proprio che l'Alfa Romeo sia salita di una posizione. Mi fa piacere. Accumulo. Ok, devo un attimo fare perché sennò veramente mi distruggo. Andiamo da Ricciardo. Allora, box. Allora abbiamo... No. Media. E basta. Ok, That will be a pit stop. prossimo giro vai box. Okay. Box confirmed. Siamo su Norris che siamo decimi. Siamo decimi con Norris. Scusate, non è facile commentare e c'è tutte queste robe da fare. Okay, Lando, you can turn recharge off if you want to. Confirmed. Ma anche un punto me lo godo sinceramente, eh. Solo che Verassere indietro. Siamo a 4, siamo troppo indietro. La vedo dura. Gommatura normale, ok. Attenzione, settore 3. Settore 3. Tanto i box. Ricciardo i box. Oh, allarga troppo. Diamo un'occhiata. Vediamo cosa ha combinato Vediamo. Ricciardo. Qui c'è Daniel Ricciardo. Non so cosa sperava di ottenere. Mamma mia. È completamente fuori. È fuori di testa, è fuori di testa. Ottimo. Buono. Però è chiaro che con Ricciardo sarà dura fare qualsiasi cosa.
Attenzione, ancora blocco di ruote di un avversario. Andiamo da Norris. Sembra ci sia un bloccaggio. Vabbè dai, Vettel non mi interessa. Adesso accumuliamo qua. Equilibrata, And aggressivo. recharge on is okay, please. Confirm. Vediamo se abbiamo un ritmo per prendere Russell. If you can, push. Yeah. Vediamo se c'è ritmo per Russell. Aggressivo, equilibrata, potenza. Vai. Vediamo se Ricciardo mi guadagna qualche posizione. Malissimo Ricciardo, comunque appena possibile lo vendo. Mi ha deluso, mi sta deludendo. Accumulo. Andiamo su potenza. Recharge button on. Facciamo fatica, facciamo fatica. Proviamo ad attaccare un po', vediamo. Vediamo se riusciamo a guadagnare qualcosa su Magnussen. 100% pace, 100% pace. Confirm. Allora, pneumatici 61, 60, siamo là. Soste una. Verstappen vola. 1.39 il mio best. Mamma, ecco, sui best faccio abbastanza cagare. Ok, va bene. Andiamo un po' più veloci. Siamo al 34. Beh, ancora qua possiamo farlo. Accumulo. Abbiamo detto 42, 48. So recharge on. Confirm. Adesso è il momento di andare un po' in relax con Norris. Use overtake. Roger. Dai, spingiamo un po' qua. Okay, I had a lockout. Attenzione, mamma mia, cosa è successo? Settore 2. Yellow flag. Sembrerebbe un bloccaggio. Ecco, di Ricciardo, perfetto. Molto bene. Ancora, settore 2. Ma non ci, Qualcuno ha bloccato le ruote. ma non ci sono ritiri, non ci sono ritiri purtroppo. Noi vogliamo i ritiri. Ho idea che sarà un po' dura prendere, no? Cioè è impossibile. Purtroppo è impossibile. Speriamo che anche gli altri facciano due soste, perché sennò sono dolori. Equilibrata e neutro. Ricciardo veramente mi delude, Ricciardo. Ok, siamo nel corso, adesso tra poco inizia la finestra. Maximum pace. Diamo tutto. Yeah, all good. Diamo tutto e basta. Qua stiamo così, mettiamo equilibrata e stiamo su neutro. Tanto Ricciardo abbiamo capito che poco farà. Boh. Dai Norris, dammi tutto adesso.
Siamo al 31%. 42. Sì, me li fa. Io andrei box, sinceramente. Look after the fuel. Yep, understood. Ne abbiamo una ok, nuova. Vai. E vediamo se facciamo la scelta giusta. Yep, we are box this lap. Box this lap. Yeah, confirm. Happy Ricciardo to- 16esimo, comunque il primo dei non doppiati. Mamma mia. Male male Ricciardo, male male. Bandiera gialla per un secondo. C'è stato un bloccaggio qui. Di Stroll. Mi raccomando, non stai a far capè. Siamo 11esimi. 12esimi. Devo superarli in pista, secondo me. Ma speriamo bene. Ho paura di aver perso la zona point. Nicely done, nicely done. Boh, ci attacchiamo un po' e vediamo se riusciamo a McLaren recuperare. sale e va avanti. Dai Ricciardo, 15esimo. Qua dobbiamo capire. Le gomme tutti soft, e hard. Ho paura. Sono un po' più fresche, però. Mi sono mangiato il primo la zona punti, ho paura, Attenzione, ancora yellow flag. Per poco, però. C'è stato un bloccaggio in pista? Di Gigi Hamilton. Grande Gigi Hamilton. Ok, torniamo. Ah, ok, buon, perfetto. Torniamo decimi, però siamo molto vicini. Facciamo un po' di cose per fare gli ultimi giri a super bomba. L'Alpine è avanti ora. Ok. Sorpasso Un po' veloci. spettacolare della McLaren. E ci facciamo gli ultimi 7 giri a bomba. Qua dobbiamo stare attenti. Ottimo sorpasso per l'Alpine. Qua ho perso posizioni però, Qua abbiamo perso posizioni, addirittura 2 posizioni. Dormita del cume. Overtake button available. Confirm. Dormitona di veneziano. Possiamo andare anche all'attacco qua. Sorpasso della Haas. No, perdere così alla fine però. Non ci voleva. Non ci voleva, ragazzi. Però possiamo ancora recuperare, Ricciardo sempre 16esimo. Neutro. Equilibrato. Però teniamo le gomme così, se no rischio di arrivare proprio male alla fine. Dobbiamo recuperare, ragazzi, qua bisogna recuperare. Okay. Il problema è un po' il carburante, ma adesso ce la facciamo, dai che andiamo a prenderli. Ci siamo visti anche una virtual safety car, questo è molto bello. Dai che abbiamo più passo di loro. C'è passo, ragazzi, dai, adesso li superiamo. Mi preoccupa un po' il carburante, ma poi all'ultimo lo recuperiamo. Dai, spingi però. Voglio un punto, lo voglio, me lo merito. Mamma mia, se lo fermo gioco. Sarà lotta vera adesso,
Alfa Romeo ci sta rallentando tutti e due. Dobbiamo superarli però. Ricciardo ormai finisce 16esimo. Non mi interessa Norris. Tanto fastest di Sainz. Mancano pochi giri. Eccolo qua Landone. Non aver paura. No, dai Lando però. Adesso ci scappa via Alonso. Non riusciamo a superarlo, incredibile. Non riusciamo a superarli. Sono stato col carburante, devo stare. Focus on fuel from now, please. Yeah, confirm. Tocca fare così per forza. Sarà dura adesso. Let's have recharge on then, please. Ma poi, guarda come mi sto mangiando la zona punti. Così me la sto mangiando. Adesso chiaramente devo assolutamente tenere il carburante perché sennò... Qua un doppiato. Mancano 6 6 laps giri. to go. 6 lap. Adesso accumuliamo un po' e speriamo. C'era qualcosa, mamma mia. Ci stiamo dedicando a Lando Norris, che però non riesce a portarmi a casa il punto. A mio parere abbiamo più ritmo di sti qua, ma mi tocca adesso risparmiare sul carburante e sulle ERS me la uso per gli ultimi giri. E vediamo se riusciamo nell'impresa di questa prima gara e portare i primi punti alla nobile decaduta. Carburante ne è veramente poco, non so se potrò toccarlo il carburante. Le ERS magari sì. Niente, lotta incredibile con l'innominabile Alfonso. Proviamo il sorpasso, vediamo se lo fa. Press overtake. Dai, 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 dai. 5 laps to go. 5 lap. Attenzione. Mamma mia. Che non riusciamo a superarlo. Incredibile. Siamo rimasti senza carburante con entrambi praticamente. Siamo proprio a pelo. Dai l'esterno adesso. Grande, finalmente lo supera. No, ancora no. Adesso forse all'interno. So this structure Bravo. really push on the tire. 11esimi. Copy. E adesso provo a superare anche Alonso. Tires. E lo supera, siamo Good decimi. job. Grande, grande Norris. Nice job. Il problema è che li abbiamo ancora dietro, La purtroppo. McLaren sale e va avanti. Vai che voglio il punto alla prima gara. Accumulo. Accumulo. And just recharge. Tieni off. duro, Landino, tieni duro. Confirm. Tieni duro, Lando, ti prego. Ma mi sembra che senza carburante. Una strategia buona. Ah no, eccolo là.
Siamo senza carburante. Alpine avanti ora. Maledetto Alonso. Il vecchio volpone non sbaglia. Dai, dai, là, bravissimo Lando, grandissimo esterno. Non ci credo. Ho perso anche qua. L'idea è che la zona punti rimane un sogno alla prima gara. Che sfiga, però. Sembrava fatta. Mi supera anche Guangzhou. Lo risuperiamo? Sì, no, forse. Ok. Niente da fare, non ce la facciamo per poco. Dobbiamo anche fare così, se no rischiamo di perdere il carburante. Niente, è andata. Non riusciamo a prendere i punti per pochissimo, però ce la siamo giocata bene, dai. Come prima gara sono abbastanza soddisfatto. Peccato non aver visto i tiri, ma ripeto, secondo me comunque... Vabbè, ultimo giro. Secondo me la prima gara è anche un po' tra virgolette preimpostata, nel senso per farti un po' imparare, penso io, Dai, ma 11esimi. Il problema è che c'è Alfonso che è troppo avanti. E non posso cambiare il carburante, è il problema. Incredibile. Che sfiga, oh. Abbastanza sfortunati purtroppo. Tanto vince Charles. Vince Charles, complimenti Charles. You can use overtake there if you need it. No, no, ho già visto. Ricciardo chiude 16esimo. E per Norris peccato. Proprio per una posizione non prendiamo il punticino irridato. Vai. Ci sta, dai, prima gara ci può stare. Posso accettarlo. Ma non se ne aveva di più comunque alla fine, Alfonsino ne aveva di più. Peccato. Vabbè, 11esimo. C'è qualche penalità, no? Peccato. Finiamo la gara. 11esimi. Comunque l'obiettivo non dovrebbe essere decimi l'obiettivo. Se non riuscirò mai a arrivare qui. Come cazzo faccio a arrivare quinto? Arrivare quinto nella classifica costruttori. No, no. Lando Norris è stato un weekend soddisfacente, direi. Ah. Oggi la McLaren ha fatto un lavoro egregio. Ah, dai, sono Può partire contento. da qui per puntare a risultati migliori. Come prima gara nella ci prossima sta. gara. Già, è stata una prestazione altalenante, ma non priva di momenti pregevoli. Beh, è vero però, Potenziale cazzo. per fare grandi cose in Madonna, ma futuro. che bello. Calato il sipario sul weekend, la squadra è ora ottava nella classifica costruttori. Che bello. Le squadre sono già proiettate sulla prossima gara, che si terrà tra le dune dell'Arabia Saudita. Eh sì, e là vedremo la vittoria di Norris, lo so. Ok. Perfetto. Primi punti per Charles. Il fastest l'ha fatto Sainz. Ok. Che palle, il punticino lo volevo. Durante il weekend di gara, i piloti acquisiscono esperienza Ok. in base alle prestazioni. L'esperienza, a sua volta, permette ai piloti... Perfetto. Ok, ho preso un po' di soldi. Bene. Raga, mi sono divertito al massimo, anche se non è facile. La fiducia del consiglio sembra Ecco. essere calata. Se vuoi vedere i dettagli, consulta il menu. Guarda quali opzioni hai. Le sospensioni installate prima della gara hanno funzionato egregiamente e il nuovo progetto è in corso. Ok.
dovessi avere bisogno... Basta. Ok, torno alla divisione. Raga, un saluto al commentatore veneziano. Sto gioco è una bomba. Ciao!